ancora non arrestarsi la corsa del contagio e dopo i Panevin scatta la stretta anche sul carnevale. Stop ai carri mascherati in tutta la provincia all'annuncio del sindaco Conte e dell'associazione Carnevali della Marca. 90 i gruppi coinvolti, 8.000 i figuranti. Dopo la missiva con proiettili alla professoressa Viola Nuove, pesanti minacce Novax al numero 1 Veneto di Eiffel Trevigiano Falù, coro di solidarietà dalle istituzioni, attacco vergognoso. Un'altra giornata di passione nei Covid point della Marca. L'ex Dogana ha rinviato il potenziamento a causa delle positività tra impiegati, cresce l'allarme negli asili, semplificate le regole. Settimana cruciale in Veneto, la curva dei contagi si sta raffreddando, conferma Zaia, ora necessario rivedere le regole. Positivi anche Flore e Lanzarini, intanto si punta al 90% di copertura entro febbraio. Dalla foto simbolo della crisi dei ristoranti in piena pandemia al nuovo allarme per la situazione di oggi, le parole di Beppo Tonon, storico ristoratore di Oderzo: ora non si lavora e non ci sono nemmeno i sostegni. Mamma porta a scuola i figli ma l'auto si ribalta. Ad Asolo, forse per il fondo stradale ghiacciato, feriti la donna e i 2 bimbi di 8 e 10 anni. Continuano a migliorare le condizioni di Rede Canziano, ricoverato a Treviso per una grave infezione al cuore. L'ex bassista dei Pooh trasferito in cardiologia. Il messaggio video di Roby Facchinetti. Una volpe entra nel cortile di un'abitazione di Merlengo di Ponzano e dopo un veloce giro se ne va da dove era venuta. Le immagini della singolare visita immortalate dalle telecamere di sicurezza. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di questa giornata di questo lunedì, contrassegnati dall'assalto ai Covid point e da tante notizie di cronaca. Ma partiamo dalla politica. Il fronte caldo è quello del Quirinale. Mancano 7 giorni esatti alla convocazione dei grandi elettori al Parlamento e a tal proposito vi chiediamo di dirci la vostra sull'ipotesi Berlusconi al Quirinale. Il centrodestra è compatto. Poco fa lo stesso leader della Lega, Matteo Salvini, ha confermato l'opzione e quindi vi chiediamo: Berlusconi al Quirinale, giusto? Se sì, il numero è quello verde 0422 1626 691, se no non è giusto il numero in rosso 0422 1626 690. L'esito del sondaggio questa sera a Ringhi in studio con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15. Dicevamo, i temi del Covid che si intrecciano con l'attualità e dopo la stretta sui Panevin arriva anche la stretta sul Carnevale. In tutta la Marca non si terranno le sfilate dei carri mascherati. Sarà un altro carnevale all'insegna della responsabilità, quindi sacrificheremo per un altro anno certamente i carri mascherati, però non vogliamo sacrificare le emozioni che vogliamo regalare ai nostri bambini. Niente sfilate né carri mascherati causa pandemia, sarà un altro carnevale a metà e non potrebbe essere altrimenti vista la curva del contagio. La stretta dunque è inevitabile, come lo è stata per i Panevin e prima ancora per il Natale, salvato grazie a una serie di eventi studiati in un'ottica anti-assembramento. Credo che l'esperimento del Natale diffuso sia stato davvero entusiasmante, ben riuscito, ben organizzato, e quindi esattamente come il Natale anche il Carnevale sarà all'insegna del Carnevale diffuso, quindi tanti piccoli spettacoli che non creano assembramento, diffusi nella città in modo tale che si possa responsabilmente godersi le emozioni del Carnevale senza correre alcun rischio da un punto di vista sanitario. In giornata sciogliere le riserve anche l'Associazione Carnevali di Marca dopo aver contattato tutti i comuni teatro degli eventi. Nessuna sfilata di carri mascherati sarà messa a calendario, una decisione presa tutt'altro che a cuor leggero. Rischiavamo di impegnare le loro risorse per poi dire no, mi dispiace, non possiamo andare avanti, e creando magari un danno maggiore. Macchina organizzativa imponente, quella dei Carnevali di Marca, forte di 90 gruppi e 8.000 figuranti, un esercito che resterà a riposo per il secondo anno consecutivo, il terzo se si considera il 2020, quando la pandemia bloccò la sfilata finale del Martedì Grasso programmata a Conegliano, un patrimonio di volontari e di creatività comunque da difendere. È un valore, è un tesoro che noi dobbiamo mantenere e che dobbiamo valorizzare, quindi e tutelare. Donne e uomini che non rimarranno fermi e che stanno studiando un piano B, soprattutto dedicato ai più piccoli, azzerando rischi e occasioni di raggruppamento.
Ci sono poi da registrare le nuove minacce di stampo Novax a uno scienziato, in questo caso al presidente dell'AIFA, al trevigiano Giorgio Palù. Solidarietà unanime da parte di tutte le istituzioni. Le indagini dei carabinieri, sulle quali è calato il massimo riservo, lo stesso diretto interessato che sul caso non rilascia alcuna dichiarazione. Dopo l'immunologa Antonella Viola è il presidente dell'AIFA Giorgio Palù, docente alla facoltà di medicina dell'Università di Padova, a finire questa volta nel mirino degli estremisti Novax. Una lettera di minacce indirizzata a lui è stata recapitata all'Istituto di Medicina Molecolare. La busta non affrancata conteneva una lettera scritta a mano da un anonimo che è stata poi consegnata e posta sotto sequestro dai carabinieri, che hanno predisposto un'attenta sorveglianza anche dell'abitazione di Palù nel Trevigiano. Episodio che ha suscitato un'ondata di solidarietà nei confronti di Palù, a cominciare dal presidente del Veneto Luca Zaia. Ancora minacce e attacchi di violenza verbale non possono essere giustificati da nulla, tantomeno dal voler contestare il lavoro di uno scienziato autorevole e impegnato in prima linea nella strategia di lotta contro il Covid, come il professor Palù scrive: esprimo al professore la totale vicinanza mia e dei veneti. La solidarietà è totale nei confronti del professor Palù, che tra l'altro sta dando davvero un contributo importantissimo per far uscire la nostra comunità da questa situazione pandemica davvero che sta creando dei disagi enormi, e quindi la solidarietà è totale. Ovviamente la solidarietà è nei confronti di tutti coloro che subiscono minacce e violenza di ogni genere. Parole di condanna per le minacce a Palù arrivano anche dal sindaco di Padova Sergio Giordani, che parla di follia Novax. Non dobbiamo consentire a chi cova questi deliranti propositi, prosegue Giordani, di avvelenare il clima in una situazione già di per sé molto difficile. Stessa posizione da parte del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che condanna questi atti che comunque non fermeranno, aggiunge, il lavoro degli scienziati. Purtroppo questi episodi ormai sono all'ordine del giorno, come se minacciare coloro che sostengono la bontà dei vaccini possa essere la soluzione. Ecco, io credo che invece sia qualcosa di vergognoso, e spero che le forze dell'ordine riescano a risalire i responsabili di queste e di tutte le altre minacce, perché è ora di dire basta. Dicevamo anche nei titoli d'apertura un lunedì nero, l'ennesimo sul fronte dei tamponi, una giornata di passione in tutti i Covid point della Marca, dalla Zopas Arena di Conegliano all'ex dogana di Treviso. In quest'ultimo caso doveva partire oggi il potenziamento delle linee da 4 a 7, ma a causa dei troppi contagi tra dipendenti amministrativi la direzione generale dell'ULSS 2 ha dovuto far slittare l'avvio, un problema quindi derivante dalla carenza di personale, e questo si è tradotto, lo vedete, in lunghe code tra San Giuseppe e San Lazzaro anche nel pomeriggio. E di settimana cruciale sul fronte del contagio ha parlato questa mattina a Marghera il presidente della regione Luca Zaia, che è tornato a chiedere nuove regole sul fronte del conteggio dei positivi e delle quarantene. Vola intanto la copertura vaccinale, potrebbe arrivare al 90% nel mese di febbraio. Questa settimana è cruciale, è centrale, non lo è solo per il Quirinale, lo è anche per il virus che a noi qui in Veneto ci interessa tanto. Guardate che non possiamo pensare di mandare in isolamento metà Veneto. Settimana cruciale questa, ma non solo per il Veneto. Entro poche ore potrebbe essere inviata alle regioni una nuova circolare che accoglie i cambiamenti che in sostanza sono stati proposti proprio dal Veneto al governo. Tra le note principali la proposta di modificare la definizione di caso, di sdoganare i tamponi fai da te e di modificare ancora la misura dei tamponi a fine quarantena con quelli di prima generazione delle farmacie. In una parola, semplificazione. È innegabile che lo scenario sia cambiato radicalmente, perché è una variante radicalmente nuova, ma anche perché abbiamo i vaccinati, e quindi è fondamentale cambiare anche la strategia. Ma settimana cruciale anche perché la curva del contagio sembra essersi stabilizzata. Sembra ci sia una fase di plateau, cioè che la curva comunque si sia raffreddata
e si sia appiattita. I dati che ad oggi collocano il Veneto con una percentuale di occupazione della terapia intensive del 20%, dei posti in area medica del 25% e danno a 6.381 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive si stanno stabilizzando sui 200 letti occupati. Il numero dei contagi continua a crescere, sono positivi anche il direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, entrambi asintomatici come moltissimi altri veneti. È pur vero che la mole, e questo ve lo voglio sottolineare, di asintomatici ci induce a fare delle riflessioni che prima sarebbe stato impossibile e inadeguato farle. Se è vero che non basta essere positivo per essere contagioso, come sta cercando di provare la comunità scientifica in queste ore, è anche vero che la mole dei contagiati sta rischiando di paralizzare scuola, famiglie e attività. In Veneto la copertura vaccinale intanto raggiunge numeri da record, 88,6%. L'obiettivo del 90% lo raggiungiamo. Confermati in tutto il Veneto gli open day nel weekend per le vaccinazioni pediatriche. 5 e 11 siamo già a 1 su 3 vaccinati. Siamo al 27%, quasi 1 su 3. L'obiettivo resta dunque ora quello di agire sul calcolo dei dati e di convincere il governo a cambiare le regole per la definizione dei casi e la gestione delle quarantene. E c'è anche un nuovo studio sull'efficacia del vaccino, è stato presentato sempre questa mattina a Marghera. Per l'ospedalizzazione complessivamente un 12 volte in più per il non vaccinato, che può arrivare fino a 40 volte per la mortalità quando abbiamo un'età molto avanzata. Quindi sono valori di rischio che in ambito epidemiologico sono molto ma molto importanti. Quanto è efficace il vaccino, misurato per età e per genere, quanto la positività può essere persistente a fronte di una copertura vaccinale o meno, quanto dura la degenza in base allo stato vaccinale, sono domande a cui ha risposto uno studio già pubblicato e coordinato dalla responsabile del servizio prevenzione regionale, la dottoressa Francesca Russo, e da Vincenzo Baldo, responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'Università di Padova. L'altro dato rilevante è che abbiamo potuto vedere come sia la durata della positività per un soggetto vaccinato rispetto a un non vaccinato, sia la durata della degenza in ospedale per un vaccinato rispetto a un non vaccinato, ha una riduzione in termini temporali di circa 5-6 giorni. 2.200.000 le persone testate, il periodo di analisi risale a quando in Veneto il 70% della popolazione aveva ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Importante, conclude il gruppo di studio, il completamento del ciclo con la dose booster, e alla domanda sulla necessità della quarta dose Baldo così risponde. Saranno i dati a dirci quello che dovremmo fare, aspettiamo i dati anche da Israele che hanno iniziato con la quarta dose, però è insostenibile dal punto di vista ovviamente di sanità pubblica poter gestire un numero di dosi così elevate ogni 4 mesi, sarebbe veramente impossibile. E il nodo sensibile resta quello delle scuole, lo sanno tantissime famiglie trevigiane. Un appello a semplificare le regole arriva dal mondo degli asili nido. Una tragedia, nel senso che c'è troppa confusione, tutti fanno un po' quello che vogliono, i protocolli che ci sono stati dati non vengono rispettati né dalle ULS, né dallo stesso SISP, né dai pediatri, né dai medici di base. Denuncia una situazione al limite Elisa Pisani, presidente regionale di Assonidi e direttrice a sua volta del Centro per l'Infanzia Policino di Frescada, dove su 51 bambini frequentanti dagli 0 ai 6 anni circa 15 sono a casa. Fortunatamente al momento nessun positivo in struttura, però positivi genitori, fratelli, sorelle, zie, nonni, questo sì. Una fotografia che accomuna molti asili, nido e nonna della Marca, dove basta una positività per far scattare i protocolli con tutte le ricadute gestionali e familiari del caso. Per questo dagli operatori arrivano richieste precise: semplificare la parola d'ordine. Noi chiediamo che per esempio i test delle farmacie possono essere validi come tamponi di fine quarantena, visto che già sono validi per iniziarla, sarebbe fantastico che ci fosse più comunicazioni tra ULS, pediatri, medici. Soprattutto questo weekend c'è stato un susseguirsi di positività tra i bambini e di difficoltà nel comunicare con chi ci deve aiutare a far partire le quarantene. Evoluzione rapida anche nelle altre scuole di ogni ordine e grado. L'Istituto Comprensivo 3 Felisent a Treviso comprende 59 classi tra infanzia, primarie e secondaria. Su queste 59 classi
2 sono coinvolte in autosorveglianza alla secondaria e 10 sono coinvolte nella maggior parte con la cosiddetta sorveglianza con testing, quindi la didattica in presenza e dei test di controllo alla primaria. Una situazione che naturalmente inficia, danneggia un po' la didattica in presenza, però questi sono i numeri di fatto per il mio istituto. Da Magnano arriva però un appello alla collaborazione ma anche alla calma. La priorità è quella di garantire la didattica in aula. La pazienza generale, la fiducia nelle istituzioni e la capacità di collaborare che comunque nella mia esperienza con i genitori del nostro istituto, ma sono sicura anche delle altre famiglie della città, è totale. C'è poi la protezione degli anziani, il fronte delle case di riposo. Il centro Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, per esempio, decide di incrementare lo screening nei confronti di tutti quanti si recano in struttura, effettuando tamponi in ingresso al personale quotidianamente. Si tratta di tamponi che il personale effettuerà in autosomministrazione, acquistati direttamente dalla struttura. Un tampone quindi fai da te, una decisione questa che va ad affiancarsi allo screening che viene già effettuato in accordo con l'ULSS 2 Marca Trevigiana. E ci sono poi gli effetti della pandemia sul mondo economico, dalla fotosimbolo al nuovo allarme per la situazione dei ristoratori. La storia, il volto è quello noto del ristoratore o pitergino Beppo Tonon. La gente non si muove più, alla sera non arriva più nessuno. Punto e a capo. A 15 mesi dalla foto che diventò il simbolo dello smarrimento degli esercenti alla notizia della nuova chiusura dei locali, era l'ottobre 2020, Beppo Tonon, noto volto della ristorazione trevigiana, non nasconde lo scoramento. L'estate ed i primi mesi dell'autunno sono andati molto bene, dice, con una grande ripresa degli eventi, dai matrimoni alle feste di laurea che rappresentano l'80% del fatturato del suo locale. Ora tutto si è bloccato di nuovo. Tutto quello che era prenotato, e ne avevamo prenotazioni anche per il mese di gennaio, sono state sospese tutte. Dai primi di dicembre, quando è uscito quel nuovo decreto con il Super Green Pass e tutte queste cose, tutti gli eventi sono saltati di nuovo. Mentre l'anno scorso potevamo contare su una cassa integrazione per i dipendenti, se potevamo, non so, contare su un ristoro o qualcosa per quello che potevano dare, oggi siamo peggio. Il locale è aperto, le spese volano, ma si lavora pochissimo. Siamo al 10% del lavoro della potenzialità del nostro locale. Non so se riusciamo neanche a pagare i contributi con quello che si incassa in questo momento. Quindi qua o decidano di salvare tutte le galline per avere le uova quando è la stagione giusta, altrimenti qui si muore tutti. Speriamo che ci siano scelte coraggiose di poterci anche dare una mano in qualche modo. Non so come, però abbiamo tanti scienziati, tanta gente che sa tanto e sa di tutto, però ci devono dare una mano a risolvere i nostri problemi se vogliamo sopravvivere. La cronaca, tragedia sfiorata stamane in via Bassane ad Asolo, quando una mamma di Monfumo che stava portando i figli a scuola ha perso il controllo dell'auto, forse a causa del fondo stradale ghiacciato. La vettura è uscita di strada e poi si è capovolta. A restare feriti sia la donna che 2 figli, un bimbo di 10 anni e una bimba di 8 anni. Sono stati soccorsi da un'auto della polizia locale di passaggio e poi dal SUEM 118. Tutti e 3 feriti, ma fortunatamente in modo non grave. Stava tagliando una pianta questa mattina nei pressi della sua abitazione in località Confina, Vittorio Veneto, quando è caduto precipitando per quasi 5 metri in una scarpata. A chiamare i soccorsi è stata la moglie. L'uomo, 65 anni, lamentava forti dolori alla schiena. Il bacino è stato raggiunto, lo vedete, dal personale del soccorso delle Prealpi trevigiane. È stato recuperato con vericello e portato in ospedale a Treviso. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. E migliorano fortunatamente anche le condizioni di Red Canzian, ricoverato da diversi giorni al Cafoncello, e arrivano anche degli auguri molto sentiti e coinvolgenti. Ciao caro Red, questo è un mio messaggio per farti sentire la mia vicinanza in questo tuo momento sicuramente non facile.
Un messaggio accorato per l'amico di sempre. Roby Facchinetti, storico tastierista e cantante dei Pooh, si rivolge a Red Canziana, ricoverato all'ospedale per una grave infezione che lo ha colpito nei giorni scorsi. A darne notizia era stato l'altra sera lo stesso Canziana, attraverso un audio diffuso al Teatro Metropolitano Astra di San Donà, dove è andata in scena l'anteprima del suo Casanova Opera Pop, il musical al quale l'artista lavora da anni. Facchinetti si fa portavoce dei tantissimi messaggi di affetto ricevuti in queste ore. Sai, sto ricevendo veramente tante telefonate e messaggi di amici che mi chiedono di te e ti vogliono salutare con tanto affetto. Mi raccomando, Red, tira fuori tutte le tue energie, anche quelle nascoste, perché tu possa ritornare molto presto alla tua meravigliosa vita di sempre. Le condizioni di Red Canziani intanto stanno migliorando, ha lasciato la terapia intensiva del Cafoncello ed è ora ricoverato in area non critica, ma la riabilitazione lo terrà ancora per un po' lontano dal pubblico e dal teatro. Fratellone, ti abbraccio, ti voglio bene. A prestissimo. Così Roby Facchinetti, dicevamo il fronte politico, mancano 7 giorni esatti all'avvio delle votazioni per il Quirinale. Abbiamo sentito l'umore, il sentore dei trevigiani. Chi vorreste come Presidente della Repubblica? Oddio, non è una domanda facile. Non saprei, guardi, adesso non vedo personalità di spicco. No, Berlusconi. No, sottolineato 3 volte. Magari Draghi e una donna, magari. Prima di tutti una donna. Per cambiare uno che non sia sempre di sinistra, uno di destra, casomai, per cambiare. Poi nomi, uno accreditato che faccia il bene del popolo almeno una volta. Io Draghi. È meglio quello che abbiamo, che è valido, una persona seria che non ha precedenti nel suo curriculum come persona seria, ecco. Beh, una persona che sia competente, che sia un politico, che abbia una certa elevatura morale. Vorrei una donna, innanzitutto, e una che in questi anni avesse dimostrato di essere per l'unità d'Italia, insomma, una persona che sappia comportarsi e si sia dimostrata in grado di tenere unita l'Italia. Magari la Cartabia, tanto per dirne una. Voglio uno che non sia impegnato con i partiti, uno lontano. Berlusconi no, non lo so. L'attuale Presidente del Senato, anche Elisabetta Alberti Casellati, che fra l'altro è anche veneta, quindi non guasterebbe. Così i trevigiani, mentre vi ricordo il sondaggio di Ring questa sera che è concentrato invece sull'ipotesi di Berlusconi al Quirinale, e questa è la linea insomma del centrodestra per il momento compatto. Vi do un'ultima ora di cronaca che arriva dal Padovano. I corpi di un uomo di 53 anni e di una donna di 36 anni sono stati trovati impiccati in un'abitazione disabitata a Padova. I carabinieri intervenuti sul posto non escludono che la coppia possa essersi suicidata. Secondo i primi accertamenti le 2 vittime erano note alle forze dell'ordine per problemi di dipendenza da alcol e droga. Del fatto è stata informata ovviamente l'autorità giudiziaria. E veniamo a tutt'altra notizia di tutt'altro tenore, con queste curiose immagini che ci ha girato un nostro telespettatore di Merlengo di Ponzano, il signor Aldo Pavan. La telecamera di sicurezza della sua abitazione infatti ha immortalato una volpe che di sera, poco dopo le 18:30, si è intrufolata dalla strada nel cortile della sua abitazione. L'animale passa attraverso il cancello, attraverso velocemente il giardino per poi tornare indietro nuovamente lungo la strada principale. Queste quindi le immagini del signor Aldo Pavan, che ovviamente ringraziamo. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove si guarda l'appuntamento olimpico del 2026, olimpico e paralimpico. Nel bellunese quindi la sfida più ambiziosa: rendere accessibili le montagne.
Rendere accessibile la montagna per godere delle sue bellezze senza barriere, la sfida olimpica lanciata lo scorso ottobre a Longarone Fiera in vista dei Giochi 2026 non è caduta nel vuoto, soprattutto sull'onda delle Paralimpiadi di Tokyo che hanno acceso potenti riflettori sul mondo della disabilità. L'accessibilità non dovrebbe essere un problema, invece lo è in molti ambiti della quotidianità e lo è ancor di più se guardiamo alle barriere architettoniche, spiega la Ministra per le Disabilità Erika Stefani, oggi a Belluno, ospite della tavola rotonda organizzata da Confartigianato sul tema sfide accessibili verso Olimpiadi e Paralimpiadi. Il turismo accessibile non significa solo avere una passerella per permettere a una persona con disabilità magari di accedere alla spiaggia, di andare e di poter poi andare al mare. Il settore turistico ha un rilievo economico enorme, muove milioni di persone, non solo con disabilità ma anche anziani e famiglie. La Ministra Stefani annuncia le strategie elaborate assieme al collega al turismo Garavaglia. Abbiamo sia stanziato ancora sul decreto sostegni un fondo che sarà ripartito tra l'altro a brevissimo alle regioni per il turismo accessibile, ma abbiamo previsto ulteriori fondi proprio adesso nella legge di bilancio insieme proprio con il Ministro Garavaglia proprio per dare una risposta a questa grandissima esigenza. Per l'evento del 2026 le sinergie sono già in campo e le imprese sono in prima fila. Una grande possibilità per le nostre imprese sia per crescere dal punto di vista culturale sia dal punto di vista professionale. A patto che l'accessibilità sia intesa non come un privilegio per pochi. Sicuramente l'impegno, sfruttando il grande traino di questi eventi, non può che essere unire le sinergie, comprendere le problematiche per creare veramente una provincia fruibile per tutti. Olimpiadi e Paralimpiadi, palcoscenico e occasione unica per il bellunese, la chiosa dell'assessore regionale Bottacin. Credo che questa sia un'opportunità di sviluppo di tutto il territorio che non ha uguali e quindi dobbiamo coglierla al massimo, dobbiamo spingere alla massima velocità. Stiamo abusando troppo del termine slow, invece bisogna dare un'accelerata e credo che l'opportunità di crescita sia per tutti. E con esso ovviamente il tema delle infrastrutture che già accusa pesanti ritardi, il punto del Presidente della provincia. Purtroppo sono ritardi calcolati, visto l'esperienza che abbiamo avuto per i mondiali. Ritardi olimpici calcolati. Il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, non trova altre parole per definire lo stato delle opere programmate per i mondiali e che quasi certamente non vedranno la luce nemmeno per le Olimpiadi 2026. Alla vigilia dell'Epifania a Cortina, il viceministro Alessandro Morelli ha incontrato l'amministratore delegato della società Infrastrutture Luigi Valerio Sant'Andrea e il primo cittadino Gianpietro Ghedina. Priorità assoluta agli interventi necessari allo svolgimento delle gare. E le circonvallazioni? Quella di Longarone è in una fase di progettazione definitiva, si sta cominciando a chiedere le autorizzazioni necessarie per cercare di individuare quello che è il tracciato e quindi mi auguro che nel giro di qualche mese almeno possa veramente partire l'iter verso la progettazione esecutiva e quindi l'appalto dei lavori. Ritardi biblici, storie di ordinaria burocrazia. Non sono dei cavilli, sono qualcosa di più che purtroppo condizionano qualsiasi tipo di opere, soprattutto le grandi opere, a delle autorizzazioni e a delle vicende burocratiche che purtroppo non collimano con i tempi che necessiterebbero opere del genere. Luca Businaro è il nuovo presidente di Certottica, l'istituto di certificazione dei prodotti ottici. Businaro, amministratore delegato di Innovation Tech e Jolly Scarpe SPA di Montebelluna, Padovano e già ai vertici di Assosport e della Federazione Europea delle Aziende dello Sport System, la FESI. Businaro assume quindi la carica retta fino allo scorso dicembre da Luigino Boito, che di Certottica e Dolomiti Certa è stato il presidente per gli ultimi 5 anni. La scelta di lasciare per un rinnovamento della governance per corrispondere alle attese di Anfao, l'Associazione Nazionale dei Produttori di Articoli Ottici. Con la nomina di Businaro si completano così i vertici dell'Istituto di Certificazione e di Formazione che ha sede a Longarone e che dallo scorso maggio è diretto da Corrado Facco, così quindi a Certottica. In ultima battuta vi ricordo gli ospiti di questa sera a Ring, in studio con Ferdinando Avarino, Alberto Villanova della Lega, Arturo Lorenzoni,
Cruciani, speaker dell'opposizione in Regione Veneto, Marco Bonet, giornalista e collega del Corriere del Veneto, ma ci sarà anche Paolo Noventa, fratello di Isabella, Valentina Visentin, la nostra collega di Media Nord-Est da Padova, e Andrea Martella, nuovo segretario del Partito Democratico del Veneto, e ovviamente il sondaggio su Berlusconi al Quirinale, questa ipotesi che sta infiammando la politica. Tutto questo questa sera a Ringa a partire dalle 21:15 con Avarino in studio. È tutto anche per questa edizione da Belluno e Treviso, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre domina ancora la scena sull'Italia, abbracciando anche il nostro territorio, dove la giornata di martedì 18 gennaio sarà decisamente buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e senza piogge, con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso in montagna. In pianura presenza di nubi basse, foschie e nebbie al mattino, ma via via in sollevamento. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero ovunque, 0 gradi a Venezia, massime sui 6-9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario. Sarà una splendida giornata all'insegna del sole, come vediamo. Il cielo sarà limpido o velato un po' su tutte le province. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, solo con qualche nube al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.